È la sostenibilità ambientale l'obiettivo della nuova PAC, la politica agricola comune per gli anni 2023-2027. 5 anni che vedranno arrivare in Veneto 824 milioni di euro per lo sviluppo rurale, 146 milioni dei quali derivanti dal cofinanziamento previsto nel bilancio regionale. Sulla base delle indicazioni giunte dall'Europa, le risorse verranno divise tra 44 interventi, frutto di un percorso partecipativo portato avanti negli ultimi anni. Numeri illustrati nel corso del convegno PAC e sostenibilità ambientale, quanto costa agli imprenditori agricoli, tenutosi all'Hotel Kronplaza di Padova. Obiettivo: permettere agli agricoltori di innovare e di stare al passo delle sfide economiche, ambientali e climatiche in atto. In questo il Veneto si è dato 6 aree di intervento ritenute prioritarie: i giovani, la sostenibilità ambientale e l'adattamento climatico, la diffusione poi di conoscenza e innovazione, la vivibilità delle zone rurali, il contrasto alla fragilità idrogeologica dei territori di montagna e di collina e la focalizzazione dei sostegni. È una PAC che ci porterà ad avere degli impegni particolari nei confronti delle nostre aziende che non sappiamo se riusciranno probabilmente ad essere virtuose all'interno di questo percorso, non perché non lo vogliano, ma perché proprio le tematiche, ad esempio un clima che cambia, una siccità, la mancanza di acqua, potrebbero portare anche delle problematiche nella programmazione agronomica delle aziende stesse. Il pericolo è che i costi per raggiungere questi obiettivi ricadano solo sugli agricoltori. Secondo uno studio dell'Università di Torino, la strategia verde dell'Unione Europea rischia di far diminuire la produzione di diverse colture e ciò porterebbe ad un aumento del prezzo dei prodotti, dai cereali all'ortofrutta, passando per il latte e le carni bovine, suine ma anche avicole. È fondamentale allora cercare possibili soluzioni come la ricerca di prodotti e anche tecniche di difesa a basso impatto ambientale e sanitario e lo sviluppo di tecnologie di precisione. Il ragionamento che dobbiamo riuscire a porre tutti insieme come società è quello del ruolo che l'agricoltura svolge e sempre di più è tenuta a svolgere per il futuro. Un'agricoltura che deve vedere nella capacità di essere sostenibile ambientalmente, ma che questo produce ovviamente dei costi per quanto riguarda le aziende agricole rispetto alle proprie produzioni. Sfide cruciali per il mondo agricolo, già alle prese con le conseguenze di una siccità che sta mettendo in crisi il settore. Oggi noi abbiamo tutta la parte delle Alpi nella quale purtroppo c'è un 50% di innevamento in meno e quindi questo significa che non avremo ricariche nelle falde, non avremo bacini che avranno portate sufficienti qualora succedesse che dobbiamo a maggio irrigare e non ci sarà praticamente approvvigionamento di pioggia, partendo dal presupposto che dovrebbe almeno piovere un mese per poter avere un minimo di ricarica d'emergenza.